Salve a tutti! Il Museo di Miramare è chiuso, ma io vorrei portarvi oggi all'interno di una delle sale che di solito sono chiuse al pubblico. Siamo nel salottino di Carlotta, il salottino azzurro nel quale probabilmente Carlotta spendeva il suo tempo più felice. Qui dipingeva, scriveva lettere e questo era un po' il suo mondo. Vorrei farvi conoscere due quadri in particolare che stanno qua. Uno che sa il suo posto, perché quello era il suo posto, ed è il ritratto di Carlotta donna, ritratta con un costume brianzolo, come della Lombardia del tempo. Infatti risale al periodo in cui risiedevano a Milano e si è fatta ritrarre in quel modo per essere, diciamo, per onorare il popolo lombardo. Mentre in questo piccolo ovale molto carino, che è stato eseguito per la regina Vittoria, Carlotta è ritratta all'età di 2 anni, con un vestitino bianco e dei nastri azzurri. Di questo quadro la regina Vittoria e quindi alla corte inglese hanno tuttora una copia, ma questo quadro di Wintelarter è la copia che è restata in Belgio e che quindi apparteneva alla famiglia di Carlotta. Guardando sul retro, sapete, a volte sul retro dei quadri si vedono delle cose interessanti, abbiamo scoperto non solo la firma autografa del maestro Wintelarter, ma anche una piccola iscrizione che parla della SM, Sua Maestà, Sa Majesté, la Reine Mère des Français, la regina dei francesi. Ora non si tratta della madre di Carlotta, che naturalmente era alla corte dei Belgi, ma probabilmente, anzi sicuramente, della nonna.